edizione 2013 del Festival Voci Nuove, un altro grande appuntamento organizzato dalla Orve. Sicuramente è un grande appuntamento che rivaluta un po' quello che è il settore della canzone. In zona non ci sono di questo tipo di manifestazioni, quindi i giovani si possono prestare a questa attività. È una buona vetrina, chiaramente come sempre noi siamo sempre la base per un possibile futuro, appunto, soprattutto per i giovani e i meno giovani chiaramente. Abbiamo scelto di dividere, tra l'altro come era una volta, erano divisi categoria giovani, praticamente abbiamo fatto sempre nelle 4 serate. Abbiamo preferito dividere, proprio suddividere, perché abbiamo dato grande spazio ai piccoli e ai ragazzi praticamente, e abbiamo preferito portare tutto con il discorso degli adulti praticamente in 3 serate e dare il maggior spazio a loro. 3 serate che quest'anno dedicheremo alla canzone edita e anche inedita, tant'è che vincerà la canzone inedita e questa è la novità di quest'anno. E poi ci sono 34 concorrenti provenienti dal Triveneto. Devo dire, ascoltando le demo che sono arrivate, bravissimi, quindi sarà un compito arduo per la giuria valutare. Le canzoni, ogni serata si esibiscono 17 concorrenti, tra questi 17 9 andranno in finale, 3 dei quali proporranno un brano inedito e andranno già di diritto alla finale, perché essendo pochi gli inediti daremo più spazio anche alla giuria di valutare i pezzi, perché un pezzo edito rispetto a un pezzo inedito è molto più semplice valutarlo, l'inedito invece ha bisogno di più ascolto, quindi ci ritroveremo alla finale e questa è anche una novità, ci troveremo al posto di 16 concorrenti, avremo 18 finalisti. Poi, altra novità di quest'anno è che ogni anno noi al festival dedichiamo allo spettacolo una parte diversa della serie. L'anno scorso l'abbiamo dedicato al musical. 2 anni fa abbiamo richiamato sul palco, quando l'abbiamo ripristinato questo festival, abbiamo richiamato sul palco persone, cantanti che hanno fatto epoca nel nostro festival. E quest'anno invece la novità è che verrà dedicato uno spazio al teatro, dal momento che abbiamo a Vittorio Veneto da poco l'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte. Ogni sera verrà tratto un brano da delle commedie di Shakespeare e quindi ogni sera vedremo una commedia diversa, ovviamente uno spezzone di una ventina di minuti. Ecco, queste sono più o meno le novità. Festival Voci Nuove, possiamo definirlo un trampolino di lancio per i nuovi cantori? Questo è proprio il mio intento, il fatto di fare questo festival, che è un'idea che io ho avuto ancora 10 anni fa, è proprio perché è giusto dare spazio a nuovi talenti che ci sono. Non avrebbero la possibilità di esibirsi, non avrebbero la possibilità di farsi vedere, di farsi sentire. Ecco, la nostra intenzione, il nostro intento è quello di fare in modo che questi giovani vengano spronati. La musica è una disciplina importante per la crescita, anche perché grazie al festival si disinuiscono, imparano a stare su un palco e soprattutto a stare davanti alle persone. Ne nasce il fatto che si sentono più sicuri, sono felicissimi, infatti tutti quelli che hanno partecipato mi ringraziano perché hanno abbattuto delle barriere che pensavano di non riuscire. Quindi è un doppio vanto per noi fare questo festival, oltre al fatto che abbiamo veramente delle realtà che merita di essere scoperte, invece di rimanere nel sottobosco, di farle uscire. Ci sono tante persone che grazie al nostro festival continuano proprio nel mondo della musica, si esibiscono nei locali, quindi lavorano, e quindi è anche un modo proprio per presentarsi al nuovo mondo e noi siamo qui per questo.
In un momento di crisi che sta attraversando il nostro paese, la Promoventi Orbe Pubblicità è riuscita lo stesso a trovare degli sponsor a supporto di questa iniziativa. Questa è una nota dolente, proprio per il fatto che purtroppo, hai detto bene, è un momento di crisi. Noi non siamo finanziati da nessuno, è tutto sulle nostre spalle, ma siccome noi ci crediamo fermamente, cerchiamo di fare di tutto e di più. Abbiamo trovato degli sponsor che in parte ci coprono le spese, tutto il resto viene da sé con gli ingressi e quant'altro, però non è giusto abbandonare questo progetto, perché è un progetto importante e comunque io dico sempre che la politica dei piccoli passi ti fa fare grandi cose. Quindi noi adesso per il momento stiamo crescendo e mi auguro che magari possa prendere piede e possa essere visto da qualcuno che magari ci crede e ci dà possibilità finanziarie per fare molto di più.